Pochi giorni per convincere astenuti e indecisi o far cambiare idea ai sostenitori dell'avversario. A Vittorio Veneto meno di 600 voti distanziano Gian Antonio D'Arè, candidato di Lega, Forza Italia e 5 Civiche, dal suo sfidante Roberto Tonon, sostenuto da 4 Civiche e Partito Democratico. Il 61% dei vittoriesi non ha confermato la fiducia a D'Arè, vuol dire che 6 vittoriesi su 10 hanno intenzione di cambiare. Noi chiederemo a questi 6 vittoriesi su 10 di darsi la fiducia per poter finalmente cambiare anche a Vittorio. Per D'Arè c'è un solo modo per condurre questa mini campagna elettorale. Stando tra la gente, d'altra parte sono 5 anni che vado a tutte le manifestazioni, a tutti gli incontri pubblici e questo mi ha ripagato sicuramente anche con un buon voto in questa tornata. Tra prese di posizione e partiti che lasciano libertà di voto, come il Movimento 5 Stelle, si lavora ad eventuali alleanze. Discutiamo di tutto, siamo aperti a qualsiasi ipotesi. L'apparentamento migliore è quello che deve essere fatto però con gli elettori. Ai suoi elettori D'Arè fa una promessa. Di continuare ad essere quello che sono, continuare a fare quello che ho fatto come questi 5 anni. Infine il nodo di Piazza Meschio. Liberare Piazza Meschio, nonostante il sindaco abbia tentato di far venire i camion 48 ore prima del voto in Piazza Meschio per dare l'illusione che le cose andassero avanti dopo 5 anni, ahimè il cantiere è ancora tutto lì, è tutto da fare. È l'unica incompiuta nei miei 5 anni, però sto lavorando assieme al proprietario dell'immobile e stiamo ultimando la piazza proprio nel giro di qualche settimana.